Senta una cosa, per quanto riguarda anche il vostro collocamento a livello geografico, politico, siete più verso il centrodestra, centrosinistra oppure in base alla situazione? Ma diciamo che noi interessa portare avanti un progetto, questo è un dato di fatto, quindi collocarci oggi politicamente a destra o a sinistra, premesso che esistano ancora la destra e la sinistra, perché io vedo un mucchio di accomunanze, sia dall'una che dall'altra parte, qui assistiamo più a dei partiti assistenzialisti, ok? Quasi direi a livello di parassitismo. Okay? Quindi in questo momento collocarci a destra o a sinistra ci diventa un po' difficile. È chiaro che, viste le sensibilità, forse l'area è di centrodestra. Ecco. Tanto voi siete un partito che è staccato dalla Lega, insomma, la maggior parte Noi siamo un'altra cosa. Però diciamo che voi siete nati da una costola della Lega, no? Che non è d'accordo con l'attuale leadership e ha creato insomma un movimento politico per portare avanti quello che era la Lega ai tempi di Bossi, no? Beh, diciamo ai tempi di Bossi, ancora prima ai tempi di Miglio, ok? Quindi noi facciamo riferimento a quel tipo di ideologia. Cioè, oggi non esiste più quella Lega Nord, quel movimento dirompente che ai tempi ha coinvolto tantissime persone. Oggi Matteo Salvini ha preso una virata diversa, è andata verso un partito nazionalista, ha creato un partito nazionalista, ha stravolto completamente gli ideali che c'erano nella Lega Nord, ok, al punto di diventare un movimento assistenzialista. Quindi lontano da quelli che erano i principi e valori